Passiamo al secondo servizio. La sconfitta dell'Ospedaletti contro il Città Giardino nel girone di Coppa Italia non ha pregiudicato la qualificazione orange alle semifinali. Riviviamo le emozioni nell'incontro e ascoltiamo mister Franco Basta nel nostro montaggio. Vai regia! Il problema è proprio questo, che in allenamento le cose vanno bene, quindi difficilmente diventa fare qualcosa in allenamento. È proprio la partita che sbagliamo l'approccio alla partita e tra l'altro oggi si era messa bene perché dopo 1 minuto e 20 eravamo già 1-0 su un errore loro, però poi il brutto è che non diamo continuità, oppure come è capitato 2 partite che abbiamo fatto molto bene, però poi seguono queste partite qui dove comunque si vede che abbiamo dei problemi. E soprattutto in partita, perché in allenamento riusciamo a dare un ritmo molto più alto, a giocare bene, a giocare a 2 tocchi, a far viaggiare la palla, e invece qui no. Non so, è una questione forse psicologica, di lavoro psicologico più che di lavoro tecnico-tattico, perché poi appunto in allenamento le cose vanno bene. Siamo lenti nell'impostazione, cioè, mi piacerebbe registrare un allenamento e far vedere l'allenamento invece della partita, perché giochiamo in modo completamente diverso, è questo che non si spiega. Cioè, in allenamento siamo una squadra, in partita siamo un'altra squadra. E quindi questo poi alla fine fa la differenza. Se giochiamo così molli, così remissivi, così lenti, è chiaro che non si vincono le partite. Difatti abbiamo perso la settimana scorsa, abbiamo perso oggi, e cose che non capitavano da un po', abbiamo liti tra di noi che non aiutano sicuramente al proseguo, e poi la partita è andata come è andata, le occasioni le abbiamo avute, anche il 3 pari l'abbiamo mangiato, clamorosamente, ma anche altre occasioni abbiamo sbagliato. Quindi poi giusto così il risultato. Dobbiamo ricompattare proprio il gruppo, però il gruppo si deve ricompattare, ma deve decidere il gruppo di ricompattarsi, cioè non è una posizione che deve venire da fuori, devono essere in grado di capire quello che devono fare. Chi ha sbagliato deve sapere dove ha sbagliato e cercare di rimediare agli errori fatti. A volte basta anche chiedere scusa e le cose si risolvono col compagno, non è un problema. Adesso qua verrà Borgo Fornari, che probabilmente è la squadra più forte del campionato, e vedremo cosa riusciamo a fare. Ha sempre vinto, non ha mai perso una partita, e quindi qui per loro è un esame, ma anche per noi, perché noi dopo l'ultima sconfitta in campionato, la sconfitta con Città Giardino e l'ultima recente sconfitta con Città Giardino in Coppa Italia, non siamo sicuramente i favoriti, e quindi dobbiamo dimostrare sul campo di essere più forti di loro. Sono protetto da San Siro, sono tranquillo allora. Sì, nella vita normale e anche in quella calcistica. Quindi Basta è tranquillo? Sì, perché mercoledì sera ha ottenuto una vittoria per 8-3 ad Arenzano nell'ultima gara del girone, come avevamo detto, quindi qualificazione alle semifinali di Coppa Italia, che disputerà l'Ospedaletti contro il Sarzana. Bel risultato che ha ottenuto già. Bel risultato, bello, tripletta contento. di Ferrandini, man of the match, dunque un buon viatico anche per riprendere la corsa in campionato e poi ovviamente per fare più strada possibile in Coppa Italia, non solo a livello regionale ma anche a livello nazionale. Molto bene, complimenti Franco Basta.